La festa di Santa Lucia. Ritornando dalla scuola, entrando a casa, sentii la voce di mio padre. Lui non era solito ritornare per il pranzo, spesso lo vedevamo solo di sera. Solitamente andava a lavorare quando noi figli eravamo ancora a letto e ritornava la sera prima di cena. Una volta entrato, vidi mia madre a letto e mia nonna che era venuta con mia zia. Il pranzo era già pronto, ci mettemmo tutti a tavola e mia nonna mi disse di sbrigarmi a mangiare perché da lì a poco sarebbe venuto il dottore. Consumammo in silenzio il pranzo e subito dopo mio fratello più piccolo se ne andò con la mia zia scaricedota ed io indossai subito il cappotto perché mio padre doveva accompagnarmi da sua madre che abitava in via Archimede in fondo, subito dopo l'incrocio con la via Etna e prima che finisse la strada all'incrocio con la Vanedda Longa, la via Galileo Galilei. Passammo dalla piazza San Pietro e io, che all'epoca avevo 7 anni, vidi che c'era un signore che teneva in mano una canna molto lunga dove all'estremità c'erano appesi dei palloncini colorati. Questo stava chiacchierando con un altro che invece teneva sotto il braccio una grossa cesta stracolma di calia. Il portone della chiesa era aperto e le campane stavano suonando a festa. Passammo velocemente perché mio padre andava di fretta, dato che sarebbe dovuto ritornare a lavorare. In lontananza intravidi mio nonno, molto vecchio, seduto davanti alla porta con il bastone in mano. Mia nonna era sulla soglia che aspettava noi. «Sa benedica», disse mio padre a tutti e due, e io lo seguii salutando nello stesso modo. Mi avvicinai a mio nonno, lo baciai e così feci pure con mia nonna. Mio padre scambiò alcune parole veloci con ambedue i genitori e se ne andò di corsa. Era un pomeriggio splendido, il sole batteva contro la porta. Mio nonno se lo stava godendo tutto mentre mia nonna aveva preso un'altra sedia per sedersi pure lei. Io invece vi ero seduto già sul pisolo. Dopo qualche ora sentii il suono di una banda provenire dalla piazza e così mi accorsi che stava venendo verso di noi una processione. Mentre l'avaro con Santa Lucia si avvicinava, ogni tanto si sentiva il suono di una campanella e come d'incanto la vara si fermava e sistematicamente qualcuno si avvicinava dando qualche cosa al prete che stava vicino a Santa Lucia. Quando la processione stava per arrivare all'incrocio con la via Etna, non so perché mia nonna fece rientrare velocemente mio nonno e noi due lo seguimmo mentre la porta si chiudeva dietro di noi. Mia nonna ed io uscimmo nel cortile, salimmo per la scala esterna e ci affacciammo dal balcone del terrazzo. Di qua subito la processione si vide meglio, mi disse mia nonna. E così fu. Lei appoggiò le sue braccia sul balcone e io, che non ci arrivavo, guardavo attraverso la ringhiera. Mi divertii molto a vedere quello spettacolo, la banda che suonava, i fedeli che cantavano tra una marcia e un'altra e qualcuno, avvicinandosi una mano vicino alla bocca, che gridava «Tutti con buona fede, viva Santa Lucia!». Quando il corteo fu arrivato prima della fine della strada e prima che facesse inversione, sotto il balcone stava passando il venditore di palloncini. Mia nonna mi lanciò uno sguardo veloce mentre io ero zitto e mi disse più o meno così: «Chiddu che vinni i palloni fa chiancere sia i maci che i figli perché volessero accattare i palloni e i maci perché non ci possono accattare». In quel momento non stavo piangendo, ero apparentemente tranquillo. Mi girai per guardare mia nonna dritta negli occhi, come si faceva sempre quando un adulto si rivolgeva a te, e vidi che aveva preso il fazzoletto per asciugarsi gli occhi.